Amici, chi è amante di quei film, insomma, sicuramente lo sa. E poi può finalmente iniziare questo match. Sentendo il fischio da parte del direttore di gara, c'è nicchia sul pallone. Partiamo subito con il primo fatto di questo campo. È un campo molto piccolo, di conseguenza bisogna veramente saperci giocare per fare bene qui. E chiaramente l'Agrigento Futsal lo è, perché tanti tifosi sono arrivati come è stato la sera, calcia subito e poi palla ribattuta direttamente su Corsino. 15 di prima, Franco, Santi, Castiglione, tacco, palla che termina fuori. Diciamo, campo molto piccolo, l'Agrigento sicuramente è attrezzata per giocare in questo campo, un po' di meno il Palermo, perché chiaramente il campo del Tocè è molto molto più grande. Nicchia vuole girarsi, non c'è spazio però. Flores è subito fatto capire a Nicchia che da quelle parti non vuole farlo passare mai. Nel frattempo in curva e da solo Mirko Valenti, il fotografo. Guerrero avanza, poi Flores mette dentro per Franco, palla dietro, rimorchio, Castiglione! Subito la sblocca, rimpallo favorevole, vantaggio Agrigento. Abbiamo anche la fortuna di avere il crono davanti, perché vediamo il tempo, sono passati solamente 30 secondi, ma Palermo Futsal Club molto spesso parte subendo un gol nei primissimi istanti della partita, non è la prima volta che accade. Nicchia, Chinnici va giù, Nicchia. L'assist è stato di Franco.
Flores, poi calcio da fuori, Castiglione ha fatto un gran gol, ha praticamente rotto la porta precedentemente sul tiro di San Martino, sul tiro verso San Martino chiaramente. Franco, Flores, sfida Nicchia, Flores va da Santi. Oggi ci sono due assenze importanti anche in casa Agrigento comunque, Ayub e Sad. Ayub manca da un po', Sad per squalifica. Chinnici. Getta la palla via. E poi Santi. Guerrero. Si comincia sempre. Il portiere ex Sporting Alcamo. Franco dentro ancora per Flores e poi la parata del tecnico con questo tiro ribattuto da Corsino. Guerrero di prima Santi, Franco, Castiglione cerca di elaborare questo pallone, poi cerca una diagonale, invece Flores, Castiglione da comunque un batticinque. Corsino che in campi così è sempre fatto molto bene, perché ha giocato nell'Atletico Canicattì raggiungendo la promozione dalla C2 alla C1 con più di 40 gol. Un giocatore che in questi campi si esalta, però vedremo se andrà al tiro. Corsino che è un po' di controtempo, la Fiura, il capitano Nicchia, Chinnici, poi Castiglione fa vedere i muscoli. Guerrero giù per Castiglione, rientra Chinnici, non basta per togliere il pallone, Castiglione ancora, anche lui ex Canicattì, un po' come Corsino. Poi intanto la Fiura trattenuta un po' all'ultimo tocco e del 9 rosanero che in un momento di crisi dal gol non ha segnato nelle sfide contro Atletico Monreale, non ha giocato con Fermo Calcio 5, non ha segnato nemmeno contro l'Isola. Guerrero, Santi sulla posizione di Flores, Chinnici si mette davanti, molto bravo. Corsino può avanzare, Corsino la gestisce Nicchia, cerca la porta, l'ultimo tocco però è di Santi. Poi Corsino ci ha provato subito, deve provarlo questo tiro Corsino, perché lui in questi campi sa giocarci. Forse è uno dei pochissimi, forse l'unico in realtà del Palermo Futsal Club che in questi campi secondo me si esalta, perché gli altri hanno bisogno di un po' più di spazio, Chinnici, Lucchese, Nicchia, anche Capitan La Fiura. Nicchia cerca un tunnel e non passa, va giù, non c'è nulla. Guerrero, Castiglione, Santi, Castiglione, bella giocata e preso sulla schiena Franco. San Martino era forse un po' troppo avanti, credo, e poi il papà a ridare la palla al figlio. Corsino, la Fiura, c'è lo scatto di Nicchia, il campo è veramente tanto piccolo, non si può cercare giocate sulla rapidità, tanto dentro verso Corsino, bella palla questa di Chinnici, non è riuscito a toccarla, si era pure inserito bene Corsino, che oggi sta giocando da leader, infatti parla tanto con i compagni. E poi la Fiura a battere, vediamo come andrà, è uno schema, poi Corsino, Guerrero, un controtempo, riesce comunque a tenerla e poi va subito a lungo per l'aggancio di Flores, molto bello, ma poi il campo è anche terminato in realtà. Corsino, la Fiura vuole girarsi, Franco però si mette lì. Chinnici, la Fiura anticipata ancora da Franco e poi mister Natale Gentile mette la palla sulla linea, fare battere Chinnici. Corsino col destro, la Fiura, bell'aggancio,
Poi il dribbling dietro Chinnici, la Fiora ancora vuole un tunnel, poi non passa, Franco di testa, Franco ancora. Dopo il tocco di Castiglione, poi sempre mister Gentile, poi si dà raccata a palle. Chinnici per la Fiora, Franco di testa. È un duello che credo vedremo tutta la partita, la Fiora con Franco. Scorso anno questa coppia, la Fiora Franco ha fatto tanti gol, ma si trattava di un altro Franco, Corsino calcia col destro, prende sul volto Nicchia. Era dato in maniera un po' scordinata il numero 5, che non è un destro, è un mancino naturale. Qui si è visto. Dici la sporca, non ha iniziato male il Palermo in realtà, però quel gol preso dopo soltanto 30 secondi può essere veramente un problema, perché dal punto di vista dell'atteggiamento la squadra di mister Gentile non sembra aver approcciato male, però dopo 30 secondi hai preso il gol, quindi sicuramente non è una cosa buona. Nel frattempo sta per entrare Mirko Franco, ma anche Slimani. Castiglione, una bomba, veramente una capacità di calciare con una potenza incredibile. Poi San Martino, Castiglione, e poi San Martino che era però fuori dai pali del giallo, credo. Sì, giallo infatti per San Martino, era fuori dai pali San Martino, forse ci poteva anche stare in realtà una piccola spinta prima. Assolutamente in questo genere di occasioni viene dato questo tipo di fallo. Infatti si sta riscaldando Monder Lowati addirittura fuori dal campo. Sembra un po' divertente questa cosa, perché effettivamente non c'è il tempo lo spazio per riscaldarsi, lo fa fuori praticamente dal campo, nel tornello, quello che porta gli spogliatoi, insomma. Scena un po' divertente. Nel frattempo calcio di punizione ma Castiglione, che abbiamo visto calciare con una potenza incredibile, l'ha fatto nel primo gol e l'ha fatto anche successivamente. È praticamente un calcio di rigore con la barriera. Flores probabilmente gli appoggerà questo pallone, ma attenti anche alla posizione di Franco che chiama questa palla. Flores, Castiglione, schema, la tira sul palo, poi si salvano Castiglione, Franco ancora col sinistro, deviazione di Corsino, sarà calcio d'angolo. Poi chiama uno schema, nel frattempo sta entrando Slimani, dicevamo, cugino di Ayub, uno dei due grandi assenti in casa Agrigento, lui è Sad. Ayub, che probabilmente credo di non essere smentito, è forse il giocatore, almeno a mio avviso, nella top 3 dei giocatori più forti di questo campionato. Top 3, ma potremmo anche dire top 2, forse top 1, insomma, veramente un gran giocatore. La Fiura, cicca Corsino, poi cerca Santi, il fisico di Corsino alla meglio. Chinnici allarga proprio da Corsino, la tocca Castiglione, rimessa laterale. E poi Slimani, vediamo a posto di chi? Chinnici cerca la porta e non la inquadra veramente per poco. Guerrero sembrava potesse arrivare, però Flores, troppo lungo questa palla. E poi Lowati al posto di Nicchia. Dunque adesso 4 over in campo con il portiere San Martino. Fuori Castiglione e dentro Franco. Questo è un cambio che ci aspettavamo, perché effettivamente da posizione pivot per pivot Mirko Franco è un attaccante forse non tanto appariscente dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista tattico e sotto porta è veramente fortissimo. Forse non eccelle magari nei gol bellissimi da fare, ma è un giocatore che la porta la trova sempre e comunque. Lowati, bell'inserimento, Lowati, Guerrero, ancora Lowati, potrebbe calciare ma sul mancino nel suo piede lo salta ancora Lowati, cerca dentro verso Corsino che non trova la porta, però Palermo adesso sta attaccando. Dicevamo, concludiamo il discorso su Mirko Franco, l'attaccante, dicevo, forse non è capace di fare, o meglio non ha mai fatto forse tantissimi gol meravigliosi in carriera, ma l'ha sempre fatti molto pesanti, e poi attacca il secondo palo e infatti Slimani fa un gol straordinario. Non ha servito Franco, però insomma il gol è bellissimo, 2-0. Time out con Lopez che forse sta per entrare. Era un Palermo che stava cercando di attaccare di più adesso in questi ultimi istanti di match, ed effettivamente era anche arrivato dalle parti di Guerrero, anche con qualità dobbiamo dire, però
poi la palla la devi comunque buttare dentro e Palermo non ci è riuscito. Chi invece ci è riuscito è Agrigento, che come sempre veramente è una tecnica e una qualità lì davanti che è impressionante, insomma. Palermo però ha dato modo forse di vedere che in questi 6 minuti di gioco comunque ha giocato, possiamo dire forse alla pari con l'Agrigento, però poi chiaramente, come ho detto anche prima, bisogna fare i gol, è quello che devi fare, non puoi soltanto giocarsela alla pari ma non segnare. Invece quello che bisogna sicuramente fare è fare il gol, però dal punto di vista del gioco effettivamente qualcosa c'è stato. Nel frattempo nessun cambio con Chinnici e Corsino, che siano però scambiati la posizione, forse per consentire a Corsino di attaccare maggiormente la porta, vedremo. Chinnici, sbaglia passaggio, Santi, ancora Santi, apertura, Franco, San Martino, super. Slimani, aggancio vellutato. Ritacco, Guerrero, dall'altra parte Franco, va sull'esterno. La Fiura, l'ultimo tocco credo sia di Franco, sullo scatto di Lowati. La Fiura, apertura, Chinnici cerca di dialogare con i compagni, non riesce, poi la Fiura fosse in ritardo, Franco va giù, poi Lowati lotta, la palla forse riesce ancora a Slimani che ne fa un altro più bello forse del precedente. Dentro Lucchese per la Fiura, da pivot va Lowati che però non è un pivot. Lucchese, Lowati la tocca, cerca di sgusciare via, ultimo tocco e però di Slimani, ha cercato furbamente di vedersi questo pallone. Dopo un primo momento di equilibrio anche in campo, adesso l'Agrigento sta prendendo sicuramente più consapevolezza e sta dilagando nel risultato. Lucchese in mezzo a due viene fermato da Franco che cerca la velocità di Slimani, il campo però è piccolino, quindi palla profonda. Corsino, Chinnici, Lowati cercando di lottare contro tutti lì, poi Santi con Chinnici che sporca il pallone ma non basta perché Franco arriva comunque alla conclusione, ma un po' complicata. Intanto sta a vedere Lopez, credo posto di Chinnici forse o di Corsino, però se pensiamo al ruolo forse Chinnici. Lowati fa una sponda intelligente ma Santi capisce tutto in anticipo. Santi ancora, Corsino, poi Flores per Slimani che fa tutto in maniera incredibile, un giocatore strabiliante, ha una tecnica sopraffine, salta tutti con una facilità, con tante finte di corpo, che sono quelle che fanno chiaramente la differenza, perché le fa veramente tanto tanto bene, si muove benissimo questo giocatore. È arrivato, ricordiamo, tutto da poco, da qualche settimana, Guerrero, Flores, San Martino. E va Santi a battere. E cerca la porta Franco. Dentro Lopez per Chinnici, mi sa. Lowati. E infatti Lopez di prima, Corsino, lungolinea, Lucchese che ha trovato il gol contro l'Atletico Monreale scorso turno. Corsino, Lopez in bucata, la vuole difendere Lopez,
poi il campo è finito. Guerrero libera il pallone, adesso Sutera, aggancio non perfetto il primo, Lucchese vede Lowati, da forse attaccare la porta, Guerrero, qui Lucchese, poi Lopez di testa intanto. Sutera, poi la porta è cercata ma non trovata da parte di Flores, che si è messo centrale perché è uscito Franco, capitano, con Sutera che invece si è messo laterale, quindi Flores si è centrato, quello che se viene fermato da Slimani che mette il piede, lo fa sbagliare. Flores, Slimani, sempre molto tecnico, Lucchese gliela tocca ma non basta per levargli il possesso. Flores prende velocità, cerca la palla dentro, Lucchese la sporca, Slimani ancora, Slimani, tacco geniale per Franco. Questa è una gran palla di Slimani che batte subito rapidamente per Santi, ancora una volta, poi contropiede Palermo, Lucchese in mezzo a tre, fermato, però in modo irregolare. Adesso c'è cartellino. Sono due falli. Quello precedente dovrebbero essere sì due. Eh sì, sono due. C'è Corsino ma anche Lopez. Però credo che la potenza di Corsino possa essere una soluzione più che valida. Lopez per Corsino, Guerrero molto preso prima, poi Lowati ancora, Guerrero va giù, non c'è nulla, Guerrero con le mani e poi Flores. Sutera, si c'è il pallone, Flores, Sutera ancora, alza la palla, Lopez lascia scorrere un po'. Corsino, Lowati, passato alto da Flores, Lopez, Slimani, Lopez ancora, un po' in difficoltà sulla pressione, va a terra, Sutera, Lucchese, non c'è nulla, Lowati. Poi Lucchese, Sutera mette sicuramente tanta esperienza che vedessi questo pallone, ma la palla era già terminata in out. Lucchese è entrato bene comunque, poi scivola, se vuoi ripartire, contropiede San Martino, para tutto, c'era Franco tutto solo, va a passarla qui la palla però Flores. Guerrero la controlla, Mancino, bella palla qui su Franco, ma Lopez aveva capito nella diagonale prima, intanto si riscalda anche Ruggero Meli. Sutera, Guerrero si calcia e infatti fa proprio questo, non perfetto, poi se la prende un po' con se stesso. Corsino, bella palla, Lucchese deve calciare, Lucchese, Guerrero. Queste sono le cose che Fermo non deve però sprecare. Corsino ha fatto una bella giocata qui, Lucchese ha calciato anche bene, ma addosso a Guerrero non è bastato. Lucchese dentro, palla viene deviata, Lowati, Lopez mette la zampa, ha fatto una zampata, ma non ci è riuscito. Lì a volte quando tu fai quella zampata lì, spesso la palla entra, ma in questo momento a Fermo non riesce praticamente nulla. E infatti, anche se Lopez ha provato ad allungare il piede, non c'è in realtà arrivato. Castiglione si gira benissimo, poi San Martino mette la mano, intanto è pronto Chinnici, ma anche Meli. Vediamo chi uscirà, forse Corsino che ancora non è uscito manco un istante, e poi forse Lucchese, ipotizziamo. Castiglione sul palo, poi Lopez, San Martino, hanno rischiato tanto qua. San Martino, palla lunga per Lucchese, si gira molto bene Lucchese, Guerrero, e poi forse un po' al limite qui, Guerrero per Slimani, secondo palo, Castiglione aveva la palla leggermente più centrale.
questo retropassaggio è stato un po' al limite secondo me. Lucchese in controtempo Lowati. Allora Corsino, Chinnici e Lucchese Meli. Meli sta facendo sicuramente tanto bene nell'Under 19, risultando praticamente il leader di quella squadra, anche chiaramente il più grande, nel 2006. Anche tante presenze in C1, tanto Castiglione bella palla che da parte di Flores, tanto Franco. Dicevamo Meli c'è tanto bene in campionato Under 19 con Catalano, Di Chiara, insomma una bella squadra. Un momento un po' complicato in realtà nelle ultime 2 partite, 2 sconfitte, ma prima 4 vittorie consecutive, insomma, quindi una squadra che comunque c'è, presente. Poi calcia verso la porta Franco, deviazione e ancora corner. Ancora fuori per la conclusione nuovamente da parte di Santi questa volta, sempre San Martino a mettere le mani. Dietro nuovamente Castiglione, deviazione Lowati ed è 4-0. Lopez, Chinnici dentro, anche pronto ad entrare Nicchia. Vedo per Lowati. Meli di prima, Lowati, bella palla di ritorno per Meli che cerca con la punta di arrivarci. Lo anticipa all'ultimo Santi. Forse lì col mancino deve arrivare però. Meli dietro, Chinnici. Calcia male però. Poi è pronto anche Danile ad entrare con la maglia numero 30. Dentro intanto Nicchia, abbiamo detto, palla dietro nuovamente per Santi. Poi Chinnici cerca di girarsi, vuole la finta, Santi non abbocca, poi nuovamente Chinnici a prestare alto, ma nasconde la palla. Adesso il numero 11, Santi, bella palla, Sutera, attacco ancora, palla dentro, e poi il palo a frenare questo super gol dell'Agrigento che è veramente incredibile. Merita assolutamente la classifica, forse qualcosina di più anche. Meli, Chinnici, Nicchia, Chinnici, Lopez messo un po' in controtempo. Castiglione si mette col fisico, Lopez. Poi si allaccia anche la scarpa Lopez. Meli, e il tocco, Sutera, Meli ancora la sporca, poi Sutera con la ruletta, chi dice non lo vuole fare passare. Lopez, poi Nicchia con Franco che non sa, forse un po' le cattive sul 17. Santi, esce Meli, Sutera è scivolata, Lopez, Sutera ancora, Lopez è scivolata nuovamente da terra. Sutera, Guerrero, Franco cerca la porta e poi rompe quella porta, attraversa gol, 5-0. Quindi ecco in campo Vitalla Fiura per Lopez, fuori anche Meli per Corsino. Danile con Corsino non si passa, Nicchia, palla dentro, la Fiora la controlla, la Fiora, Guerrero con la calciare di prima, credo la Fiora da lì, poi Castiglione con il tacco, la Fiora ancora, Corsino va sul mancino, Guerrero mette bene le mani. Nicchia mette dentro con Chinnici, non ci arriva. La Fiora
si accontenta di una rimessa. Corsino, la Fiura, poi Chinnici ed è la Fiura, fa da pivot il lavoro, ma Santi gli ruba questa palla, poi doppio passo, ma sul mancino mette ancora dentro Santi, non sbaglia mai l'Agrigento 6-0. Un Palermo oggi forse non è mai sceso in campo, in realtà nei primi minuti sembrava poter giocare quasi alla pari, ma prendere il gol dopo 30 secondi è abbastanza difficile poi da recuperare, mentre subito perdendo di un gol. Poi nel momento migliore in cui il Palermo sembrava potesse effettivamente pareggiare la partita, poi l'Agrigento l'ha segnato quel gol, da lì poi tutto è andato scendendo per i padroni di casa. Intanto Lowati per la Fiura, che non sta benissimo oggi però. Chinnici, la Fiura, Chinnici, la Fiura ancora, si calcia. Corsino, imbucata per Nicchia nuovamente, Corsino si scontra poi con un Super Santi, infatti fu la Fiura dentro Lowati e poi si fa il quinto di movimento. Nicchia, Chinnici dentro per Lowati, cerca il tacco nuovamente, Corsino, Guerrero ha preso pure questa, poi Corsino forse deve fare di più, però Guerrero fa una gran parata comunque. Franco rientra contro Lowati, scivola e poi dentro la Fiura per San Martino, quindi quinto di movimento. Chinnici, lì però perdere una palla significa concedere all'Agrigento tanto la Fiura. Guerrero, infatti quello che stavamo per dire è proprio questo, Guerrero fa gol subito 7-0, stavamo esattamente dicendo questo, pari uomo è una grande arma, però se concedi il tiro a chiunque lì capo è piccolo, Chinnici, la Fiura, Chinnici, la Fiura ancora, Corsino, Guerrero nuovamente, la Fiura questa volta non ci sta, la Fiura col mancino, Chinnici, Nicchia nuovamente della Lowati, poi regala sotto di pallone a Corsino e Nicchia calcia a mano. Poi time out, 7-0 il risultato, ricordiamo, insomma, non una gara positiva per il Palermo. E si ritorna in campo, vediamo se c'è qualche cambio. Slimani, Franco, Danile e l'altro Franco, totali sempre Guerrero, Chinnici, Corsino, Nicchia, Lowati e San Martino, dunque no, nessun cambio. Guerrero, Franco, poi Chinnici, Lowati, 2 contro 1, Lowati, Mancino, Lowati si allarga forse un po' troppo, infatti non riesce a calciare, Slimani
è velocissimo, Slimani la controlla, però il campo mi sa che è finito. Corsino va centralmente da Lowati, poi Danile, la tocca Nicchia, quindi ci lascia scorrere da San Martino. Corsino, Nicchia, entra la Fiura intanto. Corsino, Nicchia, cosa se punta e calcia, lo potrebbe fare, poi Corsino per Chinnici, apparecchia da Corsino ma non calcia nessuno. Lowati secondo palo, poi Guerrero nuovamente cerca la porta, Guerrero. Però qualcuno deve calciare in porta, non calcia veramente nessuno, nessuno calcia. Chinnici, Corsino, Lowati, Corsino ancora, Chinnici, Corsino, Chinnici ancora, Corsino! Non trova la porta, ma non per molto. Poi Guerrero va subito da Slimani, non lo ferma nessuno, poi apparecchia per Franco. 8-0. Veramente un dominio assoluto, 8-0. Entra in porta poi San Martino, Corsino, Lowati. Mancano i gol al Palermo perché ha sì calciato dalle parti di Guerrero. Guerrero è stato molto bravo in più di un'occasione sicuramente, però è la precisione quella che manca ai ragazzi di Mister Gentile. È anche abbastanza evidente questa cosa perché Palermo crea, prova ad andare in attacco, calcia verso la porta, non segna, prende gol. Una costante di questa partita. La Fiura, Chinnici, la Fiura, questo è calcia, Corsino, Chinnici, la Fiura. È un tergicristallo la difesa, dentro Corsino, ancora una volta non inquadra, Guerrero per Franco che cerca la porta, non la trova, poi fuori Nicchia dentro Lucchese. Franco, Lowati lotta, poi l'ultimo tocco. E bianco-blu, quindi rimessa rosa-nero, manca un minuto intanto. La Fiora, Chinnici, Lucchese, Chinnici, poi la Fiura ancora una volta apparecchia per Chinnici che non calcia, la Fiura, Corsino, Guerrero, Lucchese, Guerrero ancora! E anche quando si arriva in porta c'è tanta sfortuna, bravura del portiere, ma anche tanta sfortuna. Poi Lucchese, tutta verso Corsino, palla arriva contro di lui, la Fiura. Chinnici prova a insistere la squadra rosanero, poi Corsino si dimentica il pallone. Poi calcia Guerrero! E non riesce a tenerla lì San Martino, segna anche lui adesso, 1-0, una festa. Chinnici, dove il tocco di Lowati, mancano 33 secondi intanto. Corsino, la Fiura. Poi cerca nuovamente la porta e Guerrero! Tripletta personale! Non ne sbaglia una Guerrero, 10-0. Si insiste ancora con il quinto di movimento, cerca
di recuperare qualche gol, però Guerrero lì quando recupera palla è sempre gol praticamente. Corsido, La Fiura, mancano 10 secondi, Chinnici, La Fiura, Lucchese, Franco, sono 5 secondi, e se qualcuno calcia, Lucchese, la palla a Guerrero, credo che da lì poi verrà restituita, e infatti si va all'intervallo. 10-0 risultato, forse abbastanza incredibile. Sapete Lucchese qualche problema con qualcuno, forse qualche cosa gli è stata detta, sta un po' discutendo con il capitano. E fate, poi noi ci vediamo all'intervallo, perché piccolo intervallo e poi se vedete la sfida dopo. Amici sportivi, benvenuti, bentrovati all'impianto sportivo Licauli di Piana degli Albanesi. Oggi si gioca l'Eccellenza Sicilia, la 18ª giornata. Oggi si gioca San Giorgio Piana, Partinica Audace. Angolo battuto, pallone in mezzo, poi allontanato in qualche modo. Tenta il tiro Alfano. Tutto pronto per la battuta del calcio piazzato. Ci arriva in due tempi Lamin. Palla tra i piedi del numero 3. Prova a farsi strada e ci riesce tra il centrocampo e San Giorgio Piano, dopodiché passaggio in mezzo, finisce tranquillamente tra le braccia di Lamin. Intercetta di testa la Partinica Audace, lotta sul pallone, ha la meglio Passero che prova il tiro da lontano, in due tempi Polizia afferra. Chiamato lo schema. Batte, pallone che arriva tra i piedi di Amaya, che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta. Calcio d'angolo battuto e poi palo scheggiato dalla Partinica Audace, grande rischio per la squadra di casa. Ti appoggia dietro a Yam che opta per un lancio lungo, intercetta e poi tenta il tiro da fuori area. Ancora Barbara, la corsia di destra prova a crossare in mezzo per i compagni, non riesce ad agganciare bene il pallone. Candela, va per battere Passero, pallone troppo alto. Quasi tutto pronto per ricominciare, si ripartirà da un calcio d'angolo per la Partinica Audace. Battuto e poi pallone che rimane sulla linea, salvato di pochissimo, e invece no, il direttore di gara conferma il gol. A segnare il numero 6, Duli. Partita tutta da gustare al comunale di Bagheria tra il 90-011 di Sandro Tarantino e il Camarat di Fabrizio Cammarata, ancora a porte chiuse lo stadio della località in provincia di Palermo, e dunque partita per pochi intimi ma fin da subito tambureggiante a gran ritmo, soprattutto per merito del Camarat, che dopo un paio di giri di lancette ci prova con questa azione che parte dal lato sinistro, poi c'è la scivolata di un giocatore del 90-011, conclusione di Osvaldo che termina sul fondo. Poi al minuto 21 c'è una palla da fermo ancora per il Camarat, colpo di testa di Osague, palla che si stampa sulla traversa, sfiora il bis dopo la rete nell'ultima trasferta del 2025, quella sul campo delicata, ma alla mezz'ora punizione ancora per la formazione di Cammarata col tentativo di Pane. Ci pensa Zummo a bloccare la presa a terra, ma al minuto 36 passa il Camarat con la palla che balla nell'area bagherese. Ci pensa Miano, uno degli ultimi arrivati in casa Camarat, a sbloccare il risultato. È 0-1 al comunale, e allora la rete da parte dell'ex difensore, tra le altre del Pro Favara, ma è un vantaggio che dura poco per la squadra
dei Montanari, perché proprio poco prima della fine del primo tempo ci pensa ancora la formazione nerazzurra in una delle primissime sortite dall'inizio della partita a pareggiare con il cross che arriva dalle parti di Pietro Balistreri, immortale, il centravanti che in settimana ha compiuto e festeggiato 40 anni e li celebra nel migliore dei modi, ovvero sia con il punto dell'1-1 che manda le squadre in parità negli spogliatoi. In avvio di ripresa si mette male la situazione per il Camarat, perché Miano commette questo fallo su un avversario lanciato a rete. Il direttore di gara non ha dubbi, estrae il cartellino rosso e allora poco più di 40 minuti di inferiorità numerica per il Camarat, che dovrà stringere i denti e serrare le fila per evitare la rimonta del 90-0-11, che si spinge in avanti con uno dei giocatori più pericolosi, ovvero sia il grande ex Lococo, che all'ora di gioco colpisce in pieno la traversa a metà della frazione, prova a farsi nuovamente vivo il Camarat con questa avanzata da parte di Nacho Pierce. Conclusione sul primo palo. Zummo, dopo una deviazione, deve mettere il pallone in calcio d'angolo, poi un quarto d'ora dalla fine mischia e scaramucce davanti alle due panchine, ne fanno le spese da una parte Fontana, dall'altra Pane, rosso per entrambi. Chiude addirittura in 9 il Camarat, il 90-0-11 è invece in 10 e a 10 minuti dalla fine, con questa giocata ancora sul lato sinistro, la palla poi arriva a Lococo, altro legno, altra traversa colpita dall'ex di turno, sfortunato nella ricerca del gol vittoria e gol dell'ex che non arriva, perché al comunale termina 0-0 tra il Bagheria 90-0-11 del Camarat, le quali si dividono la posta messa in palio. Da Sportisili è tutto, alla prossima! La sterzata, ancora Lucera, il dribbling va giù, non c'è nulla secondo l'arbitro, c'è comunque Vega in possesso, Vega, il tiro respinto, poi pallone che rimane lì e subito opportunità dopo 2 minuti e 40. La bandierina il Gemini, tanto movimento in area, la palla che spiove, colpo di testa e il vantaggio del Gemini con Lautaro Seiter che sbuca e batte Rustico e avanti la squadra di Ancona. Stava viaggiando Muratore a campo aperto, attenzione però a Barri che serve Lucera col cross, Stassi, la parata in tuffo da parte di Rustico. Muratore, Lucera perde l'equilibrio, non perde la palla, Muratore al limite, Barri, conclusione fuori per la Bella, avanzata per l'altra parte di Tilotta, Russo tra le linee, Russo sull'uscita di Demiere e anche sulla chiusura di Antona. C'è la battuta del calcio d'angolo, colpo di testa ancora di Seiter che questa volta non trova la porta. Lancio di Antona, la palla è buona per Muratore, posizione regolare, Muratore davanti a Rustico, se lo divora anche perché è rientrato alla grande Salla a fermarlo. Da una zona troppo trafficata, Muratore, palleggio per Stassi che sterza Stassi, forse un tocco con la mano da parte di Salla, non se ne avvede il direttore di gara. Poi altro recupero palla, Barri, Antona si è buttato nello spazio, Antona incrocia, la palla esce di un soffio. Seiter si chiude il triangolo, Muratore al limite, Stassi, controllo orientato, calcia, ribattuto anche questo tiro, poi Licata per Stassi, la palla sopra la traversa, altra occasione per i Gemini. Allora Giacomo Rustico mosso il pallone, pizzolato, pressato da Barri che gli porta via il pallone, Barri va a calciare e la parata di Rustico, calcio d'angolo. C'è l'angolo dopo il fischio del direttore di gara, sempre Licata alla battuta, pallone che spiove sul secondo palo, Stassi e arriva finalmente il gol del 2-0. Chiede scusa alla curva Giorgio Stassi, ma qui è la curva che lo ringrazia perché arriva il punto del 2-0 con Re Giorgio Stassi. Di finta, Licata prova ad andare sul fondo, pallone poi messo in mezzo, la girata tentata da Seiter, poi Stassi difende la palla, Stassi si gira, non trova la porta questa volta Giorgio Stassi. Muratore, Veca,
Cross, Stassi, la parata di Rustico. Seiter però sbaglia e offre un'opportunità a Rustico. Rosella, palla in avanti, Rustico in area, Rustico trova il gol improvvisamente. La fiammata di Giuseppe Rustico è 2-1 adesso a San Giovanni. Barri allunga la falcata, riesce a tenerla nel contrasto con Pizzolato. Ovusu cross, Marrone, palla bloccata in due tempi da Rustico e calcio di rigore per la trattenuta su Stassi. Stassi contro Giacomo Rustico, fischia l'arbitro. La concentrazione di Stassi, la rincorsa, il destro a spiazzare il portiere e doppietta per Stassi e 3-1, di nuovo più 2 per il Gemini. Marrone, fronte alla porta ai 20 metri, Marrone salta l'avversario, Marrone, fino in fondo, quasi in porta col pallone, poker Gemini e c'è gloria anche per Mirko Marrone. 4-1 e applausi dal campo e dagli spalti. Licata cerca la giocata in solitaria, poi mette in mezzo il pallone, Colli, controllo, Colli, pallone che rimane lì, gira Reina ma gira alto e per l'arbitro può bastare. Vince e convince ancora una volta il Gemini, che ne fa 4 al Mazzara e prosegue la sua corsa a caccia della vetta della classifica. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa sfida Agrigento contro Palermo Futsal Club. 10-0 il risultato, c'è subito un cambio e un esordio, quello di Giovanni Morrione tra i pali al posto di San Martino. Sutera, bella finta ancora, Sutera calcia e Morrione fa immediatamente la prima parata della sua nuova avventura in maglia rosanero. L'under al momento in campo è Nicchia. Vediamo se ci sarà spazio un po' di più, sicuramente anche per gli altri, per Lucchese e Meli, soprattutto Slimani. Una giocata fantasmagorica, ma non è la prima di oggi. Chinnici Corsino perde il pallone, Slimani apparecchia verso Castiglione, la getta fuori, però il Palermo non difende bene qua e perde palla in fase di impostazione, chiaramente non un bene. La fila col tacco prova a toccarla ma non ci riesce. Guerrero, autore di 3 gol, per molti potrebbe essere un po' una notizia, un po' il gol di Guerrero. È un portiere, ma lo conosciamo molto bene, è un portiere che di gol ne fa tanti a ogni campionato. Quando hai un portiere così è veramente tutto più facile, perché para anche molto bene, ma in più ha dei piedi incredibili, fa 3 gol. La Fiora intanto, Corsino, Chinnici, poi Corsino, Nicchia, Sutera subito a pressare, Nicchia ancora, Chinnici cerca una palla sul secondo palo, Slimani la tocca, di rimessa laterale ma è praticamente un calcio d'angolo. Va Corsino, anticipato la Fiura, Slimani, poi Flores direttamente dalle parti di Morrione. Palla a cercare Nicchia, quasi ci arriva. Flores, buon primo tempo anche per lui. Castiglione, ma bisogna cercarne uno che abbia giocato male, insomma è pressoché impossibile. Chinnici, Corsino, Chinnici ancora. Alza il pallone per lo scatto di Corsino, Guerrero forse la tocca. Level forse. E va la Fiura, si fa vedere Corsino, anticipato proprio da Slimani all'ultimo, mentre sta per calciare. Slimani ancora, cerca la porta e Morrione non può far nulla. 11-0, ma che giocatore è le mani.
Castiglione, palla nuovamente Slimani, si dimentica il pallone questa volta, Corsino, la Fiura, la facilità di andare al gol per l'Agrigento è veramente incredibile. Io non oso immaginare quando torneranno in campo anche Sad e Ayub, insomma, sono Agrigento forti come non mai probabilmente. Castiglione, bel lavoro da pivot, poi il tacco nuovamente in mezzo, Corsino che apparecchia però la palla verso Castiglione che la spara fuori, ma Corsino gli aveva praticamente fatto un assist, l'aveva sistemata lì solo per calciare, non il massimo. Morrione, brutto rinvio qui però. Sutera, Chinnici anticipa nettamente l'avversario, la Fiura mette ancora dentro Slimani, capisce tutto e riparte a 1000, Slimani, cerca il passaggio, Morrione, questa volta un buon rinvio. La Fiura sull'appoggio anche da Corsino che cerca la porta e forse finalmente calcia Corsino, perché l'abbiamo visto calciare sì un paio di volte, però quasi mai da fuori, lui che invece il tiro ce l'ha. Chinnici in mezzo a 2, Flores, Guerrero, Flores, Sutera, Flores ancora, Castiglione, bella palla per Sutera, Morrione, poi Corsino, la Fiura, Sutera, corretto, tutti i palloni anche lui. Guerrero, Slimani prende controtempo ancora, il calcio con una potenza incredibile, ma la palla non viene toccata credo da Morrione, no. Chinnici poi la tocca, sempre Castiglione, la Fiura non l'aggancia, la Fiura cerca di passare verso Corsino ma non ci può arrivare nemmeno Nicchia. Guerrero, Mancino, Sutera, danza sul pallone, finta contro finta, si muove tanto bene con i piedi, poi Castiglione che se fa col tacco, solita giocata, Flores, nuovamente sinistro, secondo palo, era arrivato Danile tutto solo, ma se l'hanno visto male, Chinnici ha chiuso tutto. Guerrero, finta, centrale, Castiglione di prima, Flores, secondo palo, poi deviazione. Castiglione, palla in campo, sbatte su Chinnici, voleva il fuori, ma poi Sutera, Danile. Tempo con questi 11 gol subiti, il Palermo Futsal Club diventa la seconda difesa più battuta di questo campionato, con i Giudecca erano presi un po' di più, 93, però si sta ancora giocando, chissà che questo dato non venga aggiornato ulteriormente. Chinnici, Nicchia, bella finta. Chinnici, Corsino, la Fiura, bella palla, Corsino calcia con la punta, anche un po' di sfortuna, aveva giocato bene il Palermo questa azione. Intanto cambi dentro Franco, dentro anche tra i pali Costantino al posto di Guerrero, sicuramente questo, poi dentro entrambi Franco, dall'altra parte invece Lowati pronto a subentrare. Chinnici, pressione di Castiglione, poi Nicchia con Sutera, fuori Guerrero, dentro Costantino, vediamo come prende chiaramente gli applausi Guerrero per la prestazione sontuosa, tante parate molto belle, clean sheet e 3 gol, insomma. Sutera di testa, Danile si gira molto bene. Corsino, la Fiura, Chinnici,
Palla alta per la Fiora, la mette giù, la Fiora ancora potrebbe calciare, la Fiora col tacco! Costantino da lì o deve calciare meglio oppure la sponda è per Corsino, non il tacco. Però questi colpi ce li ha capito alla fine. Tanto va giù Corsino, anche molto dolorante. Scontro con Sutera. Si è rialzato Corsino, tutto ok, però insomma la botta è stata importante, è stato anche il botto. La Fiura per Corsino. Si ribatte nuovamente Corsino, Costantino cambia portiere ma non cambia la sostanza, però anche lì Corsino secondo me deve calciare più forte e sicuramente più alto. Poi anche Chinnici, Danile per Franco, fuori la Fiora, dentro Lowati, dentro anche Meli per Nicchia, dentro tutto solo Danile. Corsino si arrabbia un po', dice Nicchia occhi che deve uscire, però deve andare su quel pallone. Danile dietro ancora, secondo palo, Morrione sbucca e poi Nicchia riparte veloce ma Franco non lo fa passare. Chinnici, Corsino, Lowati la controlla, Lowati non ha spazio, Chinnici, Lowati ancora, c'è l'inserimento timido di Nicchia, si va avanti da Corsino, Nicchia ancora, anticipo di Franco. Chinnici, centrale, Lowati, si ferma il 98, Corsino, Nicchia, Chinnici, Nicchia, scende sul destro, cerca la porta, Franco chiude. Nicchia dentro Lowati, la sporca, si era un po' aggrappato con Nicolò, si è appena entrato Corsino, adesso forse qualche seconda linea in più per l'Agrigento, il risultato chiaramente lo permette. Nicchia, Chinnici, Corsino, Nicchia, Corsino ancora e poi Lowati, Corsino, Nicchia, punta all'uomo, imbucata verso Corsino e la aggiusta la palla, poi Nicchia ancora a lottare, direttamente però da Costantino. Lowati sbaglia il passaggio, qui Nicolosi, Corsino che calcia verso la porta, addosso però a Nicolosi che si sicuramente rifatto un po' l'errore precedente, dentro Meli, fuori Nicchia, altre opportunità per crescere per Ruggero Meli, 2006. Corsino, Meli, Corsino, Chinnici, Meli, non prova il dribbling, Chinnici, Corsino ancora, ed è pronto anche Lopez, Lowati, Franco lo pressa e chiede al compagno di alzarsi in pressione. Chinnici, finta contro finta, Lowati, Meli vuole il dribbling, regala però a Costantino, poi palla subito lunga, Morrione tranquillissimo, ha preso un gol Morrione da Slimani e che gol, infatti 3 tutti belli, insomma difficile capire quale sia il più bello, però forse questo era anche quello un po' più difficile da prendere, credo. Meli scambia con Corsino, poi viene body bloccato un po' come si conosce poi in inglese. Intanto ecco in campo anche Catanese al posto di Danile.
Costantino, Corsino la sporca, Meli di testa e Costantino la tiene, sì. Franco, Corsino, Lowati, Chinnici. Corsino, c'è una palla, Franco, alzare i compagni, poi vede l'inserimento da parte di Catanese. Tanto dentro Lopez per Corsino. Meli. Lopez 1-2 con Meli, non passa. Il giocatore è mister, perché ricordiamo Lopez insieme a Sujon è uno dei due mister di Under 19, dove Meli è uno delle stelle. Lowati, Meli, Lopez, Chinnici, Meli di cerca calcio e passaggio, non funziona. Franco, poi sbaglia Costantino con Franco che allontana il pallone, però sull'11-0, insomma, un po' incomprensibile. Chinnici, Meli, sbaglia il passaggio anche lui. Tempo Franco a dire al compagno che tipo di movimenti fare. Danile lotta con Meli, tutto regolare, poi Lowati va a ripetersi questo pallone. Franco, Catanese, Franco e Danile, Meli ancora una volta mette il fisico. Lowati, Lopez, Chinnici, Meli, date pronto a Lucchese, che non stava giocando male, anzi. Lopez, 1-2 con Chinnici, non passa, poi Meli, Lowati e la finta, Lowati dietro da Chinnici, c'è Lopez, poi imbucata verso Meli, la controlla, poi viene fermato all'ultimo, cerca di pressare in alto Geromeli, una buona gara anche per lui comunque. Chinnici, Lucchese, va sul destro, può anche calciare, fa bene a farlo. Va Lucchese a battere. È uno schema per Chinnici, Costantino. Era anche riuscito questo schema, ma la palla oggi sembra veramente non voler entrare. Lowati intercetta Danile molto bene, che si autolancia Danile, Lowati fa fallo, recupera del vantaggio, Morrione e poi Lopez. Lucchese vuole il dribbling, non passa. Danile ancora, sprinta e Morrione va giù meravigliosamente. È entrato bene anche Morrione comunque in campo. Al suo esordio, tanto è uscito Meli per Lucchese, dicevamo. Lucchese imbucata, Lopez, Costantino. Gran palla di Lucchese comunque, il tacco di Danile, Lowati ancora Danile, veramente imbufalito Lopez, molto duro ma sul pallone. Poi la palla va fuori.
Lopez è molto arrabbiato, dice non ti ho toccato. Da qui sembrava effettivamente sul pallone, però sicuramente duro, quello sicuro. Si è rialzato nel frattempo, fortunatamente tutto ok, con Franco che invece rischia di rassicurare il pallone. Quando mancano 5,56, poche interruzioni in realtà nel corso della seconda frazione. Danile si dimentica il pallone, Lowati Costantino di prima, Danile per Catanese, palla fuori. Nel tempo uscirà Lowati, credo per Corsino. In realtà anche Chinnici potrebbe forse lasciare il campo, ma vedremo. Tacco, Franco. Infatti dentro Corsino. Ma Catanese con forza. Morrione. Fatto più solidità in porta. Però bisogna dire che di 10 gol questi nel primo tempo, diversi sono arrivati con il quinto di movimento, insomma, con San Martino credo forse 5 o 6, ma non di più. Chinnici sprinta, cerca il passaggio verso Lopez, Catanese in anticipo. Poi Flores, fallo però di Lopez. Credo potesse farlo anche continuare con il vantaggio. Fuori Chinnici, infatti dentro la Fiura. E calcia da fuori con potenza. Danile. Corsino. Lucchese. La Fiura. Corsino. Lopez. Lucchese, bel lavoro, Lucchese si gira molto bene, aveva cercato poi un tocco verso Corsino, ma credo che da lì dovesse anche calciare. Poi Lopez la porta con il tacco, poi Danile ancora a lottare con Lopez, poi la Fiura non vince il rimpallo, lo vince invece con la 22 Nicolosi, poi Lopez mette ancora una volta una pezza. È stato bene in partita anche Lopez nel secondo tempo, sta giocando con grande grinta. Anche perché dal punto di vista tecnico un giocatore sicuramente più bravo sulla tattica e sulla grinta. Dal punto di vista tecnico forse non sono proprio le sue giocate principali, ma lui lo sa molto bene, gioca infatti un altro tipo di gioco da questo punto di vista, mettendo a gara più sull'agonismo, lì sì che può fare la differenza. E infatti è stato bene in campo comunque. Si passa con Lopez, Corsino va col mancino e fa un gol bellissimo. L'avevamo detto, Corsino è un giocatore che in questi campi sa giocarci, perché ha veramente un gran tiro. Chiaramente dal punto di vista del risultato serve veramente a poco, serve solo le statistiche. Per lui infatti è il quarto gol in campionato, 5 in stagione. Danile 1-2, Danile ancora salta tutti, poi Morrione con la faccia addirittura. Mancano 3 minuti e 10 secondi. 2 falli da parte del Palermo, 0 per la Grigia, era molto molto corretta comunque. Danile col tacco, Morrione, bravissimo, poi Lucchese, viene lanciato in velocità, Lucchese ancora, Lucchese, scivolata di Nicolosi che lo ha messo in difficoltà perché non ha toccato chiaramente Lucchese, però con la scivolata credo abbia messo un po' di timore a Lucchese. La Fiura, Corsino verso Lopez, si aggrappa un po',
a Costantino. Dentro Lucchese intanto dentro Melis, chiedo scusa, per Lucchese. Una buona gara comunque quella di Lucchese, non stava giocando male secondo me. Chiaro che poi è un po' il complessivo. Poi Corsino ne fa un altro. 11-2. Dicevamo Lucchese non stava giocando male, però insomma è un po' il complessivo di squadra che chiaramente non è andato bene, di conseguenza anche Lucchese, se dovessimo mettere dei voti, insomma le sufficienze sarebbero praticamente poche se non nulle, però Lucchese chiaramente non ha giocato una brutta partita, anzi. Costantino, Castiglione col tacco, ennesima giocata col tacco per Catanese, palla fuori. Castiglione fa sempre quel tipo di giocata lì, si mette spalle alla porta. La Fiura di lottare in mezzo a due capitano del Palermo, la peggio, poi Belli, un trasco pulitissimo sul pallone, poi Maggio. Forse poteva anche starci, credo, qui il calcio di punizione su Meli, però diciamo gara comunque molto molto corretta. Castiglione, tacco ennesimo, potremmo anche contarli, poi intanto Morrione mette le mani sul tiro di Danile. Veramente una quantità incredibile di tacchi da parte di Castiglione, una delle sue giocate, lui che ha sbloccato il match dopo appena 30 secondi con un bolide. Poi Danile tiene un po' per la maglia Morrione. Meli, bella giocata, Corsino, la Fiura per Corsino, allo spazio ancora, Costantino molto molto bravo. Morrione, Lopez, la Fiura, Mancino, poi sul destro, appoggia Corsino, c'è Meli, sulla posizione, Corsino cerca la porta, poteva forse servire il compagno, di campo anche su Tera, poi si allunga il pallone, sbaglia. Quando mancano quasi praticamente 60 secondi, Corsino rientra sul sinistro, cerca il passaggio, è molto stanco Corsino, forse sarebbe anche meglio levarlo dal campo perché è molto molto stanco, ha fatto una gran partita Corsino, sicuramente il migliore dei suoi, però è molto stanco. Lopez, Meli nasconde il pallone a Castiglione, ma non c'è fallo, su Tera, attacco anche lui, Castiglione su Tera ancora, finta contro finta e poi Morrione sul primo palo chiude. Corsino, c'è l'inserimento di Meli da questa palla, infatti alle spalle, ma Castiglione cerca una botta fortissima, ma trova sempre un super Morrione, un buon esordio comunque da parte di Morrione, ha preso un gol, ma su quel tiro di Slimani credo che nessuno dovesse fare di più. Costantino avanza, poi manca una manciata di secondi, 13 secondi, 10 secondi, forse l'ultima azione, Lopez. Poi saranno titoli di coda, Meli su Tera, Castiglione, e poi Meli ancora cerca la giocata, 3 secondi. E sarà vittoria per il bianco-blu. Due secondi, giocata rimessa. Meli mette palla giù per capitare la Fiora, l'anticipo, un secondo e fine partita. Finisce il match, vince l'Agrigento Futsal con il ritorno di 11-2. È veramente una bruttissima sconfitta per il Palermo Futsal Club che esce dal campo con 9 gol di distanza rispetto ai padroni di casa che hanno stradominato questo match. Nel frattempo io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia per questo match. Qui da Marco Gesù è tutto, gli sportissimi, alla prossima.